senza ombra di dubbio la mia preferita. Forse sarò ripetitivo o non lo so, però a me guardare il cibo, gli ingredienti, la materia prima che si trasforma e tutte queste cose qua, cioè mi emoziono, sento proprio i brividini, bambino, cioè torno veramente ai ricordo anche che io stesso forse di quando ero piccolo che mi piacevano tanto queste cose come mi piacciono adesso. Adesso vado a mangiarmele. Ciao patavini, oggi vi porto a conoscere e anche ad assaggiare insieme a me pizza e pinza romana. Voglio iniziare questo video con una domanda. Quante volte la pizza non arriva a casa croccante e non è più gustosa? Ebbene sì, qui con un sistema che hanno anche brevettato non c'è più questo problema. Andiamo! Sono arrivato al banco oggi non per mettere le mani in pasta, ma per osservare il metodo già rodato e già sperimentato. Stiamo andando a fare altre 2 pizze, una l'abbiamo già assaggiata, spoiler, e dopodiché ci spostiamo sulle pinze. Il segreto di questa pizza è la croccantezza e dopo ve ne diamo la dimostrazione. Questo è il cartone che, come vi avevo anticipato, grazie a questi fori permette all'umidità di fuoriuscire e di conseguenza alla pizza di restare croccante anche con il delivery. E questa è una cosa che personalmente mi ha gasato dal giorno 0 in cui sono venuto a conoscenza. Grazie a questi forellini ovviamente l'umidità fuoriesce e la pizza resta croccante anche a casa, ma questa ce la mangiamo adesso. Certo. Questa è la pollo BBQ, giusto? Sì, esatto. Che ha pollo, salsa barbecue, cipolla agrodolce e un concentrato di pomodoro, confermo? Pesto di pomodoro. Pesto di pomodoro rosso. E vedo tanta voglia da parte mia sento tanta voglia da parte mia di assaggiarla, quindi... Merita. Questa è buona. Devo bipparlo questo, ma è super buona, mi piace tantissimo come avevo anticipato in realtà, perché mi conosco ormai, conosco il mio palato. Mi piace moltissimo il contrasto con la cipolla agrodolce, la salsa barbecue, il pollo, la croccantezza del pollo e poi l'impasto onestamente è fatto molto bene, sì. Piccola nota di merito a questa pizza perché in tanti diranno la salsa barbecue su una pizza sì e ci sta molto bene, è un concept diverso, attuale, moderno e secondo me fa centro ed è per questo che io vado col secondo spicchio. Vado prima con l'affumo, perché per chi non lo sapesse a me piace molto il sapore affumicato. Tra l'altro l'altro giorno ho fatto anche un corso di cocktail e abbiamo assaggiato e parlato del mezcal, che è appunto affumicato ed è molto interessante. L'altro giorno ancora ho assaggiato un'altra birra affumicata, questo per ricordarvi che mi piace l'affumicato. Questa, ricotta affumicata, anzi provo l'affumicata in cottura e ricotta affumicata a finire. Sapete cosa? Oltre all'impasto e la croccantezza della pizza, mi piace molto l'accurata selezione di materie prime che hanno e anche, come avete visto, anche quando gli affettati vengono preparati, come vengono preparati e nell'insieme è veramente una pizza super interessante. Tanto buono. Stacco il sigillo, perché qui la pizza è col sigillo e vado ad assaggiare la crudo e bufala con dei pomodorini confit. Anche questa molto bella, molto accurata la preparazione, bella ricca. Sentite la croccantezza. E noi patavini lo sapete che dobbiamo sempre raccontarvi le cose, quindi attendere anche qualche minuto in più. Immaginatevi senza questi minuti di attesa l'ulteriore croccantezza e l'ulteriore bontà. O nell'attesa delle pinze, cioè sembrerà una clip fatta, ma vi assicuro che non lo è, devo rubare un altro fumo. Nel frattempo, dopo l'assaggio della pizza romana, andiamo alla preparazione, o meglio Giovanni sta andando alla preparazione, noi andiamo a guardare delle pinze. Eccole qua. Pinza fumante appena tolta dal forno. Adesso, siccome avevamo voglia di un'altra pizza, Giovanni ci ha preparato anche una carbonara. Tra poco andiamo all'assaggio. Stavamo facendo un po' di chiacchiere sul fatto che questa che sto per andare a assaggiare secondo me mi piacerà moltissimo, perché ha alici di cetara, pomodorino giallo, ciuffo di burrata e scorza di limone. Sapete che a me piacciono moltissimo gli agrumi, quando sono a coronare e a dare quella spinta in più al piatto vado. Come avete visto è stata un'esplosione di gusto anche al palato, non solo al morso. È super gustosa, ben equilibrata e senza ombra di dubbio la mia preferita. Io vorrei finirmi questa, ma è il momento di passare ai 2 classici romani. In una pizzeria romana non potevano mancare. È un quadretto, cioè se la vedete è comunque un'opera d'arte questa carbonara. Non ci resta che addentarla. Bella sapida e saporita come la carbonara deve essere. Non vedo l'ora di assaggiare anche la matriciana. È arrivato il momento della sorella amatriciana. Vado all'assaggio.
di queste tre conquista il secondo posto, perché al primo posto resta Alice, questa va al secondo e la carbonara si prende il bronzetto. Patavini, anche oggi è arrivato il momento della chiusura, però non vi ho detto alcune cose oggi. Ho studiato economia, sono appassionato di economia e questa azienda è super interessante. Ci sarà anche un franchising più o meno presto, ci sono molte cose che io non vi ho detto che vi invito a venire a scoprire da soli. Ci saranno delle nuove aperture. Una cosa molto bella, che è un progetto secondo me super attuale, super interessante, è che nelle sedi di Pizzeria Verdi troverete anche i ragazzi della cooperativa Down Daddy che vi accoglieranno, finiranno le pizze, vi regaleranno un sorriso e in cambio voi potrete fare lo stesso con loro. Io vi saluto, mi lasciate adesso a ultimare le pizze e ci vediamo al prossimo video.